Evangelo secondo Marco, capitolo 5. Gesù guarisce un demoniato e Gerasa. Arrivai a Cussia là da spondere mare, rindo paese Gerasena. Come scennetta rinda che la varca, poi è incontro, a rinde su burghe nome, che era tormentato in uno spirito assai infame. Chi s'alloggiava parecchio tempo in do campo santo, e nessuno era stato mai capace lo tenere fermo. Pure se l'avevano attaccato tanti volte che catene a vicine mani e vicine piedi, perché chi l'aveva sempre spezzato tutte le ceppe e aveva rotto tutte le catene. Nessuno era stato capace lo fa manzì. Se ne stava notte e giorno, mezzo e fosse in coppa e mondo a luccarne forte e vattene sembiette che prete. Mo' vrommo veretta a lontana a Gesù Cristo, o corretta annanzi, svuotà innanzi a essa, s'addenucchià innanzi ai piedi suoi. Poi luccanno assai forte le ricette. Che tenga avrei cutighe, Gesù, tu che sei figlio di Dio Altissimo. Ti scongiura, non mi dia, non mi tormentà. Perché Gesù le diceva, spirito infame, esce a rinda chi stomaco. Poi Gesù la dimandai, come ti chiami? Io mi chiamo Legione, perché si massaia, rispondette a Gesù che lo spirito infame. E se mettette poi a lo supplicare perché lui non scacciasse fuori a rinda quella terra. Poco lontano a chista, gestivano una morra e porca, che stavano pascendo in coppa e mondo. E subito tutti gli spiriti infami ricettano a Gesù, se tu che ce ne scimma rinda a chista, mandaci a magari rinda a chi li porca e fanci tra sé rinda il corpo loro. E Gesù acconsentette. Rinda in un momento tutti gli spiriti infami che erano nasciuti rinda a chi l'uomo si infilarono con forza rinda i corpi e chi li porca. E tutta quella morra porca si buttai a mare a coppa a chilo di ruga. Erano quasi 2000 e affucarono una roppanata rinda a chilo mare. Tutti i guardiani che li porca, vedendo tutto quello che era successo, se ne fuettano. Correttano e portai quella notizia rinda la città e rinda la campagna. E tutta la gente ha scelto rinda la città. E corretta a vedere quello che era successo. Quando arrivai vicino a Gesù, trovai quell'uomo che prima era stato imbussessato una legione, che stava assettato in coppa a una prete, vestito giusto ai capi, e si pigliai una paura. E tanto si spaventarono. Tutti quelli che avevano visto ogni cosa spiegarono pure a loro quello che era successo a chi lo imbussato era demonio. E ho fatto i porchi. E loro si mettettero subito a pregare a Gesù perché se ne iessero in quella terra a loro. Penderamente Gesù stava saliendo in coppa alla varca. Chi che era stato imbussato tutti quei demoni lo pregava e lo supplicava perché lo facessero umanè insieme con esso. Ma Gesù non volette, anzi lo mandai a casa sua dicendole: mo tornate a casa tua, va vattene, avrai parenti tuoi e fa sapere pure a loro quello che il Signore ha fatto per te e come ha avuto pietà di te. Chi invece se a casa sua se niente per tutta quella recapoli a far conoscere tutto quello che Gesù aveva fatto a essa e tutta la gente che lo sentivano rumanettene chi ne meraviglia. A figlia Gairo. Gesù tornò un'altra volta là da spondere mare. Quando arrivò in coppa a sponda, scendette rinda la varca, si era fermato in coppa all'arena insieme a tutti i discepoli suoi. Rinda in un momento, si accucchiò una folla assai rossa innanzi a essa. Quando stava ancora vicino al mare, si presentò innanzi a essa un certo Gairo, che uno regava per la sinagoga. Chiste come arrivò innanzi a Gesù, si buttò in terra innanzi ai piedi suoi e a cominciare a supplicare dicendo: Maestro, figlio mi sta morendo, vieni a ci mettere in mano un capo e falla sta buona. Gesù, con tutta quella folla e gente appressa, s'abbiai perché insieme con essa rindava a casa sua. Camminando, che la folla cresceva sempre più, tanto che Gesù, stregnuto da ogni lato, non poteva manco chiudere un passo. In mezzo a quella folla ci stava pure una povera femmina,
che a 12 anni male poteva per una perdenza di sangue. Aveva speso un uovo nel denaro per miele che medicina, senza avere nessun profitto, anzi, si aggravava sempre più. Aveva sentito parlare di Gesù e si mettette pure esso in mezzo a quella folla e cercava le toccare un mantiello, perché pensava in da capa sua, se arriverà già tu che solo un mantiello suo, so assicuro che sarà già buono per sempre. Con questo pensiero si intrufulai in mezzo a quella folla. Come arrivai a toccare un mantiello suo, all'andrà satta sentette un tremolo passare per tutto il corpo suo e se ne adunai che quella perdenza di sangue si era stagnata e si sentette in il corpo suo che era stata sanata da quella malattia. Gesù, sentendo che una forza misteriosa era asciutta a rinda essa, saputai attorno e dicette: chi va toccato un mantiello? E i discepoli suoi si guardarono in faccia, chi ne meraviglia le ricette. Ma come? Tu vedi tutta sta gente che ti stregna ogni pizza e tiene pure coraggio di dire chi mi ha toccato? E Gesù si mettette a guardare attorno per vedere quella che aveva fatto sta cosa. Che la povera femmina, tutta impaurata e tremando sana, sapendo buono tutto quello che le era successo, si buttò innanzi ai piedi suoi e le ricette tutta la verità. Ma Gesù, aizzando la terra, le ricette: non aveva paura, figlia mia, perché la fede tua t'ha fatta sta buona. Vattene in pace, perché sei stata sanata che la malattia che teniva in cuore. Per mentre parlava ancora con quella, arrivai innanzi a essi certi servi che erano venuti a rinda a casa da capo della sinagoga e ricettano a Gairo: figlia è morta, perché sfruculi ancora un maestro? Ma Gesù, sentendo queste parole, ricetta a chi lo capo della sinagoga: non aveva paura. Tu continui solo a credere rinda a me con tutta la forza tua. Prima di arrivare rinda a casa chi lo capo della sinagoga, fermai tutta quella gente che le aveva preso e si buttò insieme con essi solo a Pietro, Giacomo e Giovanni, che era il frate di Giacomo. Quando arrivai a casa di Gairo, trovai una folla di gente che chiagneva e alluccava. Vedendo tutta quella gente, dicette allora: perché facete tutto sto fracasso e chiagnite così forte? A Oglione non è morto, ma dorme. Ma allora cominciai pure a rocuffiare. Ma Gesù non geretta udienza, che c'hai fuori a tutta quella gente, insieme con il padre e la mamma e che la guaglione, e con quelle 3 discepoli trasettero in da casa dove stava che la guaglione. La pigliai per mano, una voce forte le dicette: Talita cum, che vuol dire: guaglione, gli dico a te, susate. Subito che la guaglione si alzai in dolietta, scendette in terra e si mettette a camminare. Che la guaglione teneva solo 12 anni. Il padre e la mamma sua, con manette di chine meraviglie innanzi a sto fatto. Gesù a raccomandai allora che a forza che non contassero a nessuno che sto fatto. E poi comandai allora e le dà a mangiare.